E a proposito di disagio giovanile e di lotta quindi al disagio, i comuni della ULSS 9 Scaligera si sono riuniti oggi a Villafranca per condividere pratiche e soluzioni. La Regione ha deciso di costituire unità operative dedicate in ciascun distretto sanitario. Davide Piriocos. Una conferenza dei servizi che chiama a raccolta i sindaci del distretto ULSS 9, quello della provincia di Verona, per condividere pratiche e risorse di fronte ai problemi legati al disagio adolescenziale. C'è un incremento nella società di tanti piccoli segnali di tensione. Abbiamo un incremento incredibile di domanda di prestazioni sanitarie, un incremento incredibile di richieste sul SUEM, siamo circa il 20% in più di chiamate rispetto alle medie degli anni scorsi. Per i piccoli comuni i servizi erogati dalla pubblica amministrazione del terzo settore sono fondamentali perché risorse autonome con cui agire non ci sono. È un problema che si sta aggravando sempre più, non è solo figlio tra virgolette del Covid, ma c'è una situazione comunitaria, societaria e anche di famiglia che effettivamente ne sta evidenziando e si sta caricando un po' sulla spesa pubblica. Intanto la Regione Veneto ha avviato un piano che prevede di costituire unità operative dedicate al disagio adolescenziale in ciascun distretto sanitario. Noi stiamo cercando di mettere in campo strumenti innovativi di avvicinamento diretto e molto informale con i ragazzi. Quindi gli operatori che sono psicologi, assistenti sociali, educatori cercheranno di recarsi loro dove i ragazzi si ritrovano offrendo opportunità di incontro e di confronto.